caffè con l'esperto è offerto da urbanflat.com e Uno Magazine. Eccoci ad una nuova puntata di Un caffè con l'esperto. Io sono Claudio Campagnolo, siamo al Pedrocchi in Sala Bianca per la precisione e oggi onoriamo una delle testatine delle nostre rubriche, ovvero Ambiente, che è la prima che appare nella sigla d'apertura, e lo facciamo con un ospite adeguato alla circostanza, ovvero Luigi Lazzaro, presidente di Legambiente Veneto. Buongiorno. Benvenuto. Grazie Luigi. per l'invito. Allora Luigi, innanzitutto com'è nata questa passione per l'ambiente che poi ti ha portato a diventare anche presidente di un'importante federazione che è quella del Veneto e che riguarda appunto Legambiente? Beh, diciamo che guardarmi intorno è stata una delle prime cose in età giovanile, insomma, per impegnare il tempo extrascolastico, quindi attività di volontariato, attività di pulizia ambientali come Puliamo il Mondo, che erano le campagne tipiche, insomma, di Legambiente all'epoca e che ancora oggi sono molto importanti, e quindi mi sono avvicinato provando a fare volontariato per impegnare un po' di tempo libero, e poi piano piano la passione è cresciuta, diciamo, a partire dai campi di volontariato, che sono un'esperienza gratificante Che si può fare da che età? Ma si può fare già da bambini, insomma, poi principalmente è l'età adolescenziale quella in cui ci sono le esperienze più interessanti, si può andare all'estero, comincia ad avere, insomma, un impatto anche la voglia di stare da soli, di confrontarsi, di conoscere altre persone, e più o meno è stato questo il periodo anche per me, insomma, intorno ai 18 anni, la maggiore età, la scelta di provare a esplorare nuovi mondi, però si possono fare già da bambini, si possono fare oggi anche per le famiglie, insomma, l'evoluzione continua del mondo del volontariato è proprio la bellezza, insomma, di questo mondo. Veneto, voi come organismo a livello nazionale come vi posizionate? Cioè il Veneto è una punta di diamante di Legambiente o fa parte, o siete abbastanza talmente democratici che insomma ogni regione fa la sua parte? Diciamo che i problemi sono distesi lungo tutta l'Italia, quindi avere punte di diamante sarebbe un po' quasi, no? Significherebbe avere molti problemi. Certo il Veneto ne ha diversi, questa regione ha anche un numero importante di soci di iscritti, quindi quanti sicuramente siamo intorno grosso modo ai 4.000, insomma, questo tra soci simpatizzanti, poi più le scuole ovviamente dove abbiamo servizi di educazione ambientale di cui ci occupiamo. La diffusione, insomma, ecco, un po' di numeri più o meno è questa per quanto riguarda il Veneto, poi in realtà l'associazione a livello nazionale sta intorno ai 100.000, quindi con 20 regioni l'equilibrio più o meno è distribuito in base anche alle dimensioni. Salve, sono Claudio Campagnolo, vi aspetto tutti i giorni con il mio nuovo programma, Un caffè con l'esperto. Lo realizziamo qui, alle mie spalle, nello studio televisivo più bello di Padova, la Sala Bianca del Caffè Pedrocchi. Ogni giorno un esperto ci parlerà della sua professione, della sua vita, delle sue esperienze. Vi aspetto tutti i giorni sul canale 15 di Serenissima Televisione, grosso modo verso l'ora del TG. Tutte le interviste di Un caffè con l'esperto dove vuoi e quando vuoi. Seguici su Facebook, Twitter e YouTube. Ma noi veneti siamo un popolo virtuoso o siamo poco rispettosi dell'ambiente? Ma questa è una domanda difficile, diciamo che noi veneti stiamo ponendo una grande attenzione ora all'ambiente perché ne stiamo subendo, come dire, no? Le ripercussioni rispetto a tanti cambiamenti in corso, dall'inquinamento al cambiamento climatico, è una serie di fattori che ci toccano da vicino come cittadini prima che come dire, una qualsiasi altra forma, e cominciamo a reagire, quindi sicuramente siamo virtuosi. Penso ai rifiuti, dove siamo la regione regina in Italia, siamo l'unica regione a avere città capoluogo Treviso a produrre meno di 75 kg di rifiuti pro capite per abitante l'anno, insomma abbiamo 215 comuni rifiuti free che producono quindi meno di 75 kg di residuo secco, perché il resto viene riciclato con altissime percentuali. Insomma, da quel punto di vista abbiamo imparato molto, voi anche per le regole. Poi
se guardiamo dall'altra parte penso all'aria, siamo a Padova, insomma, 2 giorni fa abbiamo sforato di nuovo per il 16° anno consecutivo i limiti di qualità dell'aria, 35 giorni consentiti dalla legge, e quindi ci sono ancora tanti passi in avanti da fare, però i veneti stanno rispondendo, penso anche all'impresa veneta, insomma, che ci sta comportando bene dal punto di vista dell'innovazione, cioè di seguire l'innovazione. Questa è un'ottima considerazione. Tu citavi dei dati, ma sono dati che possono essere anche come dire, encomiabili a livello europeo, cioè pone il Veneto a dei livelli di standard europei abbastanza importanti. Per quanto riguarda i rifiuti, senz'altro. Poi, passatemi la battuta, se guardiamo la qualità dell'aria ci pone come molti paesi dell'est, certo. insomma, ad esempio come la Polonia piuttosto che altri paesi. Quindi siamo su una bilancia che non è mai ferma. Insomma. Visto che purtroppo, Luigi, la pianura padana ha una controindicazione di suo, cioè non certo. ha la possibilità, insomma, di avere questo ricambio d'aria. Ricordo che c'era qualcuno che voleva fare un foro su un famoso monte, no? In Liguria, sì. In Liguria, esatto, per fare questo effetto tipo finestra, no? questo cambio d'aria. Insomma, abbiamo questo. Allora, che cosa possiamo fare, visto che non possiamo cambiare il territorio? Cosa possiamo fare noi per cambiare questa situazione di PM10, di smog sempre incombente? Sicuramente questa considerazione va sempre tenuta ben presente nei momenti in cui andiamo a intervenire sui vari settori. Se è in queste condizioni il Veneto è anche perché è una delle regioni più produttive d'Europa, insomma, quindi abbiamo molta industria, abbiamo molta impresa, abbiamo molti trasporti, siamo una regione di passaggio. È evidente che non potremo certo raggiungere percentuali di qualità dell'aria come alcune altre aree del mondo, però insomma possiamo fare passi in avanti. Come? Cambiando completamente il modello di sviluppo. Questo ormai è un dato di fatto, ce lo dicono i risultati di una situazione ambientale che oltre a toccare l'ambiente tocca ormai anche noi persone. Insomma, se ci sono circa 66.000 morti in Italia che possiamo, o meglio non noi ma l'OMS e il Ministero della Sanità del nostro paese addebita alla scarsa qualità dell'aria, quindi a una pessima qualità dell'aria e a malattie che vengono, insomma, per questo problema. Penso al problema delle acque inquinate e degli inquinanti emergenti che oggi emergono. Tutti conoscono il tema dei PFAS, ormai all'ordine del giorno nelle cronache quotidiane, ma abbiamo le atrazine, ad esempio nel Po, altra emergenza, o meglio, altra emergenza nel senso che sono inquinanti che emergono per un passato che abbiamo sulle spalle di utilizzo di prodotti errati, insomma, che senza porci un problema, un limite. Questo certo non riguarda solo il Veneto, riguarda un po' il modello di sviluppo di tutta Italia e quindi bisogna assolutamente cambiare. Poi si possono fare tante cose a livello individuale, questo noi lo diciamo sempre, lo stile di vita è il primo messaggio, no? Quindi l'intermodalità, usare la bicicletta riguardo gli spostamenti, utilizzare mezzi pubblici piuttosto che muoversi con l'auto privata. Se andiamo a parlare di riscaldamento o di energie, usare energie rinnovabili, mettersi pannelli solari, mettere caldaie efficienti in casa, ristrutturare, efficientare. Ecco, ci sono tante cose che possiamo fare singolarmente, ma dipendono sempre dalle politiche che poi vengono messe in atto dal Paese innanzitutto, che è ancora, come dire, ha bisogno di una scossa, e poi delle regioni che a caduta dovrebbero darsi un po' da fare. Salve, sono Claudio Campagnolo, vi aspetto tutti i giorni con il mio nuovo programma, Un caffè con l'esperto. Lo realizziamo qui, alle mie spalle, nello studio televisivo più bello di Padova, la Sala Bianca del Caffè Pedrocchi. Ogni giorno un esperto ci parlerà della sua professione, della sua vita, delle sue esperienze. Vi aspetto tutti i giorni sul canale 15 di Serenissima Televisione, grosso modo verso l'ora del TG. Tutte le interviste di Un caffè con l'esperto dove vuoi e quando vuoi. Seguici su Facebook, Twitter e YouTube. È vero che il riscaldamento domestico ha una responsabilità maggiore rispetto al traffico veicolare per quanto riguarda la produzione del famigerato PM10?
Diciamo che su questo si è aperta una discussione importante. L'aumento di stufe a legna nel nostro paese è un aumento che è sotto gli occhi di tutti, insomma, quindi questo sicuramente è vero, però poi va pesato ogni luogo. Mi spiego, a Milano sicuramente non possiamo dire che le caldaie a legna fanno più inquinamento delle automobili, non lo possiamo neanche dire nei centri urbani del Veneto, quindi a Padova, Vicenza, Venezia, Mestre, insomma, ecco lì è evidente che è il traffico automobilistico e la produzione industriale che ha un pezzo importante anch'essa, insomma, dell'inquinamento, oltre che il riscaldamento, che fanno un pezzo importante. Poi nelle aree montane, nel paese esteso, il Veneto, senza ormai soluzione di continuità, c'è un paese ovunque, lì certo va posta molta attenzione. Ci tengo a dire però che in questi anni molti dei camini a legno che già avevamo, perché la stufa a casa piuttosto che il caminetto, molti in Veneto con la casa singola l'hanno sempre avuto, in questi anni ci sono stati molti miglioramenti, quindi cambiamento, l'abbandono del camino aperto per il camino chiuso, insomma c'è molta innovazione, quindi non graverei sulla legna tutta questa responsabilità del PM10 che viene da tante forme che dobbiamo essere in grado di arginare tutte quante e tutti insieme. Ecco, accennavi anche a questo cambio di posizione da parte anche di chi produce, no? Cioè questa accresciuta sensibilità verso l'ambiente, ed è proprio cosa recente anche un accordo che mi pare sia stato realizzato da parte dei produttori del famoso Prosecco per evitare determinati pesticidi che venivano utilizzati fino a poco tempo fa, ed è veramente un segnale forte ed insolito da parte di chi sta capendo che tutelando l'ambiente tutela se stesso, in buona sostanza, perché questo è il messaggio che deve passare, cioè tu devi essere virtuoso ma nel tuo interesse, oltre che nell'interesse della comunità. Stiamo cercando appunto di avere il prossimo sindaco qui a Padova, qual è la prima cosa su cui dovrebbe lavorare per quanto riguarda l'ambiente? Sicuramente sul sistema di mobilità di questa città, che è un po' a rilento e quindi è molto basata su un traffico automobilistico, mentre sul trasporto pubblico c'è tanto da fare, come sulla ciclabilità sono fatti alcuni passi indietro, sarebbe bene riprendere in quel senso, e poi agire sulla qualità della vita dell'ambiente urbano. Non è solo ambiente, ma è anche saper, come dire, restituire bellezza a questa città che ne ha molto bisogno per riprendersi da un E se volessimo presente un po' complicato. allargarsi e dare consiglio anche al governatore Zaia? A Zaia è da un po' che consigliamo di circondarsi di maggiori competenze, perché su alcuni temi ambientali importanti siamo veramente a rischio di inquinamenti persistenti e gravi che sono stati mai considerati fino ad oggi, sottovalutati anche fino ad oggi, penso di nuovo ai PFAS, e quindi c'è bisogno di competenza, di professionalità e di capacità di relazionarsi col territorio. Suggeriamo questo. Sì, anche se mi pare che proprio la Regione nei giorni scorsi sta facendo qualcosa, no? Mi pare, proprio per quanto riguarda il profilo sanitario, quindi se invece oggi parliamo di ambiente, sul profilo ambiente siamo all'anno zero, nel senso che l'inquinamento esiste, persiste, non è ancora stata interrotta la fonte di inquinamento, non è stata bonificata la fonte di inquinamento, le nostre acque sono purificate, le nostre diciamo di circa 350.000 veneti sono oggi potabili perché gli acquedotti le filtrano con i filtri a carboni attivi che pagano i cittadini, e quindi insomma, siamo in una situazione un po' ancora di fermo per quanto riguarda l'ambiente. Sull'aspetto sanitario invece i complimenti alla Regione che si è mossa in maniera importante con questo biomonitoraggio che verrà fatto ai cittadini, che è già partito, che continuerà, però ripeto, monitorare, biomonitorare, saper dire qual è la cura è un aspetto fondamentale, la sanità ci mancherebbe altro. Però se non interrompiamo la fonte di inquinamento, se continuiamo a bere acqua inquinata... Quindi prevenire è meglio che curare. Questo è il principio. In pochissimi secondi c'è una foto, un oggetto, un ricordo al quale sei particolarmente legato? Non ho una foto qui con me, però vi chiedo di immaginare il Parco delle Cinque Terre come momento importante per me, perché è dove ho partecipato a uno dei miei primi campi di volontariato e dove ho scoperto come la mano dell'uomo possa modificare l'ambiente. Il Parco delle Cinque Terre insomma, ha chilometri di muri a secco realizzati dall'uomo per poi coltivare il vino e produrre vino e dare lavoro a quei territori che sono arroccati tra mare e monti in un modo incredibile. E lì, partecipando al recupero di questi vigneti abbandonati, di questi muretti a secco abbandonati e semidistrutti, parentesi anche dai cinghiali, insomma un problema che non abbiamo solo in Veneto ma che esiste anche in altre parti d'Italia, mettendoci le mani ho capito, mi sono reso conto di come, certo non siamo noi singoli a decidere, quindi c'è la politica, c'è chi decidiamo, deleghiamo a votarci, ma rimbocchiamoci un po' le maniche che forse se ci diamo dentro qualcosina di buono per il nostro territorio lo possiamo fare anche da soli. Grazie.
Grazie a Luigi Lazzaro, presidente di Lega Ambiente Veneto, per aver partecipato a Un caffè con l'esperto. Alla prossima! Un caffè con l'esperto è stato offerto da urbanflat.com e Uno Magazine.